Amici sportivi, buonasera del Palla Panzini di Giovinazzo da Michele De Fronzo ed Emanuele Rossiello. Quinta giornata del massimo campionato di Serie A1. Emanuele, ancora fermi al palo con 0 punti in classifica per sia il Giovinazzo che il Breganze. Assolutamente sì, è uno scontro che potremmo già definire scontro salvezza per due squadre che hanno iniziato il campionato veramente male, in particolare il Breganze con soli 8 gol fatti e 30 gol subiti. Più che altro il Giovinazzo è più forte, la delusione, perché le ambizioni all'inizio della stagione erano altre, magari recuperare un Samuel Amato nella miglior condizione possibile, che tra l'altro oggi sarà assente, il capitano del Giovinazzo. Chiaramente recuperarlo potrebbe essere un vantaggio per proseguire al meglio questa stagione, ma per entrambe le squadre, ma soprattutto per il Giovinazzo che gioca tra le mura amiche, oggi è vietato sbagliare, Michele. Sì, in effetti hai ragione. L'unica differenza insomma questa sera tra le due formazioni è che il Giovinazzo ha l'attacco più prolifico dei due, tant'è che è quarta per reti segnate dopo Trissino, Monza, Valdagno, e appunto il Giovinazzo che in coppia con la Follonica ha 16 reti segnate, mentre le altre, il Trissino ne ha 38, il Monza che ha giocato ieri sera vincendo per 3-2 contro il Forte dei Marmi ne ha 22 reti segnate, e il Valdagno con 20 reti. Sì, Michele, chiaramente il Giovinazzo ha qualcosa in più dal punto di vista offensivo, però subisce troppi gol. Ci sono stati degli errori individuali che hanno condizionato le scorse partite, ma in linea generale un Giovinazzo che sembra non avere mai il controllo del gioco, il controllo della partita, pur restando attaccata al risultato fino ai minuti finali. Però c'è bisogno di qualcosa in più lì davanti e magari di una cattiveria maggiore nell'andare a difendere la propria porta, i propri pali, per rendere meno facile agli avversari il gol, perché chiaramente il problema più grande del Giovinazzo è la difesa in questo momento. Come dicevo prima, manca un Samuel Amato al top, però tutti quanti, siccome si difende insieme, devono dare di più. Infatti hai ragione, anche se questa sera abbiamo una delle formazioni più giovani del campionato di Serie A1 e anche la formazione che ha subito più reti, quindi una difesa dobbiamo sperare facile per noi da traforare questa sera. Sì, Michele, 30 gol subiti sono tantissimi per il Breganze. Ricordiamo che di questi 30, ben 16 sono arrivati nell'ultima giornata di campionato per la sconfitta casalinga del Breganze contro il Trissino per 16-1. Chiaramente col Trissino non c'erano possibilità di vittoria, però una sconfitta così pesante è segno che sicuramente bisogna cambiare qualcosa, e bisogna cambiare qualcosa da entrambe le parti, e credo, Michele, che stasera vedremo due squadre molto affamate. Tutte vogliono dimostrare di non essere quelle che abbiamo visto nelle prime 4 giornate in cui hanno collezionato 0 punti, quindi secondo me, Michele, oggi ci sarà una partita aperta con il Giovinazzo che chiaramente ha il fattore campo a proprio vantaggio e è sicuramente leggermente favorita per la partita di oggi. Giovinazzo o Breganze, una delle due lascerà il fondo della classifica questa sera all'altra. Vedremo, mentre stiamo vedendo in pista il Giovinazzo che questa sera si affiderà al portiere 71 Ottavio D'Angelico, col numero 4 Michele Di Lillo, col numero 9 Luigi Turturro, col numero 19 Xavi Cardoso, col numero 70 il capitano Luca Mezzina, col numero 57 Renato Clavel, col numero 75 Francesco Monticelli, col numero 21 Federico Mura, col numero 6 Nicola Cannato e col numero 32 il portiere titolare Bruno Guia. Allenatore Angelo De Palma. Il Breganze che invece scende in campo con il portiere numero 25 Giuseppe Tagliapietra, numero 87 Tommaso Volpe, numero 53 capitano Stefano Dal Santo, numero 5 Pietro Agostini,
numero 13 Antonio Tagliapietra, numero 27 Giovanni Tagliapietra, numero 88 Cristian Costenaro, numero 9 Nicola Agostini, numero 19 Gabriel Cairo Porta, numero 10 Giovanni Belvedere, allenatore il signor Gabriele Tiella. Gli arbitri di questa sera sono il signor Massimiliano Carmazzi e Luca Molli della sezione di Viareggio, al tavolo il terzo uomo è il signor Gadaleta Alessandro della sezione di Molfetta. Andiamo a vedere, prima che inizi questa giornata di campionato, secondo atto, visto che ieri sera c'è stato il Monza, come dicevamo all'inizio, è appunto il Monza che attualmente è in testa alla classifica con 13 punti, seguito dal Trissino con 12, Viareggio 10, Lodi 9, Bassano 8, Follonica e Sarzana 7, Valdagno 6, Grosseto 4, Forte dei Marmi 4 insieme al Grosseto, poi c'è il Novara 3 e una triade Giovinazzo, Castiglione e Breganze ancora ferme a 0 punti in classifica. Sì, leggiamo anche la classifica marcatori che vede il solito Alvarino del Trissino in testa alla classifica con 11 punti, seguito dal suo compagno di squadra Cocco a 10, poi Mendez a 9, Onorio a 9, Bielsa a 8, Balliestrero del Forte dei Marmi a 6, poi Cardoso del Giovinazzo a 5, Torres del Novara a 5, poi una sfilza di giocatori a pari merito con 4 gol, tra i quali troviamo Federico Mura e Renato Claver, che sono sicuramente due dei perni fondamentali del quintetto base con il quale scende in campo il Giovinazzo di solito, e chiaramente sono loro i primi, insieme agli aiuti della panchina, chiamati a dare e a fare di più per questa città che merita sicuramente più dei 0 punti che abbiamo visto nelle prime 4. Le partite di questa sera sono appunto Giovinazzo Breganze, Grosseto Lodi, Viareggio Follonica. Domani poi ci saranno Castiglione Novara, Bassano Valdagno e Trissino Sarzana. Sarzana che ospiterà la prossima partita del Giovinazzo l'8 novembre. Sì, Michele, le squadre sembrano pronte a salutarsi e a scendere in campo. Notiamo capitano del Giovinazzo con il numero 70 Luca Nofio Mezzina, un ragazzo giovane proveniente dal vivaio del Giovinazzo. Questo va ancora di più a sottolineare la fiducia che questa società dà ai ragazzi e la fiducia che dà ai ragazzi che sono nati e cresciuti in questa città e quindi hanno grandi responsabilità sulle spalle, chiaramente vista anche l'assenza di Samuel Amato, che chiaramente dovrà recuperare la condizione e magari una pausa è necessaria invece di giocare sempre al 50% e rischiare di peggiorare ulteriormente la sua condizione fisica. In campo vediamo il capitano del Breganze, Stefano Dal Santo, che è colui che con i suoi 37 anni detta le manovre in campo, detta legge alla propria squadra, perché è l'esperienza che la fa da padrona, visto che gli altri ragazzi vanno dai 18 ai 21 anni, quindi sono ragazzi forse alla loro prima esperienza in Serie A1, visto che l'anno scorso il Breganze militava in Serie A2. Sì, Michele, chiaramente tutti sono sulle spalle del capitano, ma è una squadra molto giovane e va fatto onore al Breganze per scendere in campo con dei giocatori così giovani, dare fiducia ai giovani talenti. Mi ricordo un po', Michele, il Giovinazzo di 2 o 3 anni fa, che salì in Serie A2 e aveva solo ragazzi di Giovinazzo più Federico Mura, che vedremo stasera, e quindi ragazzi con poca esperienza ma comunque con qualità che poi si è vista negli anni successivi, e oggi questi ragazzi sono affiancati da grandi giocatori di grande esperienza come Cardoso e Amato, ad esempio, che sicuramente stanno facendo da chioccia per i giovani che scalpitano in panchina e vogliono sicuramente entrare e fare la differenza per dare fiato ma anche valore quando entrano in campo. Questo, Emanuele, è anche il mese in cui il Giovinazzo disputerà l'andata e il ritorno di Trophy Cup, andrà a far visita in Francia alla squadra della Vendenne, un paese di 55.000 abitanti
vicino Nantes, giusto per intenderci, quindi una lunga trasferta che aspetterà il Giovinazzo il 15 novembre e poi ci sarà il ritorno qui a Giovinazzo il 29 novembre, però prima della trasferta c'è Sarzana, poi c'è ancora, dopo la trasferta del francese c'è ancora fuori contro il Lodi. A Giovinazzo si ritornerà dopo la Coppa, ovvero il 3 dicembre, dove di scena, e indovina chi c'è? Il Trissino. Assolutamente sì, Michele, conosciamo benissimo il Trissino perché l'anno scorso l'abbiamo affrontato parecchie volte, l'abbiamo visto anche al Palapanzini, sono i campioni d'Italia, sono la squadra più forte in Italia e tra le più forti in Europa. Ne sa qualcosa il Breganze, che nell'ultima partita ha sofferto e non poco contro il Trissino, lo dimostrano anche i numeri che vedono nella classifica marcatori. Nelle prime 3 posizioni 3 giocatori del Trissino, questo va ancora una volta a sottolineare il dominio del Trissino, ma giocare col Trissino deve essere un banco di prova per tutte le squadre che partono sempre da sfavorite, ma chiaramente fare una bella figura col Trissino equivale a lanciare un segnale all'ambiente, stesso segnale che ha lanciato il Giovinazzo l'anno scorso, perché nelle sfide si è sempre fatto valere. Vediamo il quintetto del Giovinazzo che con il portiere Guia, poi c'è Cardoso, Luca Mezzina, Clavel e Mura. Invece abbiamo con l'87 Volpe per il Breganze, col numero 5 abbiamo Agostini Pietro, col numero 53 Stefano Dal Santo il capitano, col numero 19 Cairo. In porta dovrebbe giocare il Giuseppe Tagliapietra. Sì, Michele, notiamo nel Giovinazzo tra i pali Ottavio D'Angelico, altro frutto del vivaio giovinazzese, preferito questa volta a Bruno Ghia, visti anche gli errori nelle scorse partite, ma chiaramente non è una bocciatura, ma semplicemente è tenerlo un po' fuori per migliorare la sua condizione nell'ambiente. Occhio adesso che abbiamo iniziato e il Breganze è stato subito pericoloso. Adesso a manovrare il Giovinazzo col capitano Mezzina, Cardoso in avanti per Mezzina, ancora scambia un filtrante per Mura, ancora Cardoso in avanti per Clavel, allontana Giuseppe Tagliapietra. Dal Santo intercetta però il tiro Mezzina, la scambia con il compagno di squadra, ancora Clavel, Mura, Cardoso, Mezzina, Cardoso, Clavel è costretto a indietreggiare, Mura ancora si avvicina alla porta di Tagliapietra, cercava un alzo e schiaccia, non riuscito, si affaccia in avanti il Breganze con Cairo porta, ancora Clavel prova a sorprendere il portiere Giuseppe Tagliapietra e ancora Gabriel Cairo porta a manovrare. Sì, Michele, cambia con Dal Santo. Credo che la tattica del Giovinazzo oggi sia più che altro una necessità, cioè quella di tenere il pallino del gioco. Ok, adesso a contropiede con Mezzina che prova il tiro, tenere il pallino del gioco perché senza palla il Giovinazzo fa fatica e provare a mettere in difficoltà questa difesa. Primo fallo commesso dal Giovinazzo, lo ha commesso Renato Clavel. Dal Santo vicino alla pallina e la scambia indietro con Cairo, sbaglia il retropassaggio, ne approfitta il Giovinazzo con Mura, ancora Mura in possesso della pallina, la scambia in avanti con Clavel, riparte Mura dalle retrovie, ancora Cardoso ancora, gol
Cardoso porta in vantaggio il Giovinazzo dopo appena 3 minuti dall'inizio dell'incontro. Eh sì Michele, il giocatore con più esperienza, con più qualità e anche con più gol in questo campionato, 6º gol stagionale per Sua Maestà Xavi Cardoso, che bacia lo stemma dell'AFP sotto la curva, che spinge sin dal primo minuto di gioco, ed è 1-0 Giovinazzo al terzo minuto. Si riparte ancora dal Santo e la passa al compagno di squadra Cairo Porta. Raddoppio di marcatura sul portatore di palla del Breganze. Cercava un fallo Mura, ma il signor Carmazzi lì a 2 passi non era dello stesso avviso. Si lotta su ogni pallina, ingaggio a 2 fischiato dal signor Molli. Ancora lotta tra Mezzina e Dal Santo, atterrato Dal Santo. Chiedono la distanza i giocatori in maglia rossonera. E vedremo Michele quale sarà la reazione del Breganze al gol subito nei primissimi minuti di gioco di Xavi Cardoso, che ha superato Tagliapietra e ha portato il Giovinazzo in vantaggio. Vediamo adesso il Breganze che prova a tenere la palla, prova a creare qualcosa nella metà campo offensiva. Cairo si avvicina alla porta di Ottavio D'Angelico e ancora un fallo, questa volta del Breganze. Mura, Clavel in avanti per Cardoso, l'autore dell'unica rete fino a questo momento. Mezzina, ancora Cardoso, si devono liberare della doppia marcatura, provano un tiro da distanza Federico Mura, Dal Santo recupera e la scambia, anzi va avanti ancora lui, la scambia con Cairo. Ancora Cairo dietro la porta di Ottavio D'Angelico, provano con un'altra schiaccia, Clavel sproglia la matassa e riparte per l'AFP Giovinazzo. La reazione del Breganze c'è stata, chiaramente non hanno impensierito più di tanto Ottavio D'Angelico tra i pali. Giovinazzo non deve commettere l'errore di adagiarsi, deve restare sempre concentrato e cattivo sulla partita senza concedere nulla. Occhio adesso alla ripartenza del Breganze. Bella questa giocata di Pietro Agostini, che ha cercato con la palla a mezza altezza di sorprendere Ottavio D'Angelico. Clavel in avanti, intercetta però Pietro Agostini. Ancora Cairo, Dal Santo, Cairo, Agostini al tiro, palla alta, riprende Cairo, raddoppio di Volpe, palla alta. È il Giovinazzo che comunque vedremo la filosofia di De Palma nelle prime partite è stata quella di fare meno cambi possibili, di mantenere il quintetto per la maggior parte del primo tempo. Quintetto che vede adesso come capitano Luca Mezzina, chiaramente a gestire le operazioni di possesso Xavier Cardoso. Ancora adesso nella manovra con Pietro Agostini, Dal Santo gliela soffia Clavel, Mezzina, adesso Cardoso, linea di metà campo, è costretto a mandarla ancora indietro la pallina. C'è Clavel in avanti per Mezzina, Clavel
Cardoso deve liberarsi del diretto avversario, costretto a passarlo indietro a Clavel. Clavel, tiro, un bel diagonale, però nulla di fatto. E adesso Dal Santo, Agostini, passato il tempo a disposizione, 5 secondi. Sì, il Giovinazzo ha coperto bene la propria metà campo. In questa situazione Agostini è stato costretto a indietreggiare, quindi ha commesso l'infrazione dei 5 secondi, che regala dunque la palla al Giovinazzo, che può cominciare un nuovo possesso. Si ricomincia da Cardoso. Clavel in avanti, Cardoso non trova compagni liberi, è costretto a indietreggiare. Mura, gliela soffia la difesa del Breganze, ancora ci prova un tiro dalla distanza Volpe. Mezzina adesso di prepotenza, Cardoso sfiora la rete, il raddoppio. Bella ripartenza del Giovinazzo, partita dalla generosità di Mura, che dopo aver perso palla ingenuamente va a recuperarla su Agostini, fa ripartire il Giovinazzo con Cardoso che si inventa un'altra giocata delle sue e va vicinissimo alla doppietta personale e al raddoppio. C'è un time out quando mancano 17 minuti e 43 alla fine della prima frazione di gioco. Vedremo il Breganze, sicuramente mister Tiella avrà non poco da dire ai propri ragazzi, che devono restare sul pezzo perché questi punti valgono tantissimo, Michele. Sì, come dicevamo all'inizio di telecronaca, una delle due squadre lascerà l'altra a 0 punti in classifica. In questo momento a rimanere a 0 è il Breganze, però la partita è ancora lunghissima e lo dimostra anche la partita di ieri sera Monza-Forte dei Marmi, dove fino a qualche minuto, un minuto prima della conclusione, si era in parità. Poi è successo in un minuto di tutto, di più, e ha portato la vittoria in casa Monza che dove è andato a finire con la Maria, che giocava l'anno scorso a Giovinazzo. Sì, Michele, conosciamo questo sport e sappiamo che i ribaltamenti di fronte sono all'ordine del giorno. Proprio il Giovinazzo ne sa qualcosa, perché nell'ultima partita a casalinga aveva la partita in mano e poi si è fatta ribaltare e ha perso. Dunque allerta massima, occhio a Mura che perde un pallone sanguinoso. Bravo l'intervento di Ottavio D'Angelico, però ancora Volpe ci prova. Clavel adesso, ecco il raddoppio subito di marcatura sul portatore di palla del Giovinazzo. Ancora Breganze con Tagliapietra. Fallo a favore del Giovinazzo. Mura cerca qualche compagno libero, è costretto a indietreggiare. Vedi Emanuele, subito raddoppio di marcatura sul portatore di palla e anche in questo caso nulla di fatto. Sì, più che altro occhio adesso al Breganze con Agostini. Più che altro, Michele, è la costruzione tattica del Giovinazzo quando è nella metà campo offensiva. Vedo Mura e Clavel o Mezzina in altri casi un po' isolati, perché ci sono Cardoso e Mezzina dietro che aspettano per ripartire da dietro, però magari ci sarebbe bisogno di più coraggio in fase offensiva, accompagnare di più l'azione
per andare con più uomini ad attaccare la porta e rendersi chiaramente più pericolosi. Ancora Volpe in possesso di sfera, la scambia con Dal Santo in avanti per Agostini. Volpe sbaglia il tiro, Volpe, per fortuna del Breganze la riconquista Agostini. Ancora Agostini cerca un compagno libero, lo trova in Giovanni Tagliapietra, però perde il possesso e riparte Mezzina. Clavel, Mura che sbaglia anche lui il passaggio. Ancora Mura, atterrato Mura al limite dell'area. Sì, Michele, queste sono le giocate di Mura. Chiaramente può essere un bene, può essere anche un male, perché a volte fa delle giocate straordinarie che ti permettono anche di andare a far gol, altre volte però questa sua intraprendenza, questa voglia di rischiare sempre la giocata fa ripartire gli avversari. Quindi Mura è un giocatore di una qualità straordinaria e non siamo noi a dirlo. Dovrebbe migliorare di più nella gestione della palla e nell'equilibrio della gestione della partita, perché chiaramente se raggiunge quell'equilibrio chiaramente inizieremo a parlare di uno dei giocatori più forti del nostro campionato. Infatti mister De Palma l'ha richiamato in panchina facendo spazio a Turturro per farlo rifiatare un attimo, anche se Mura non ci stava a questo cambio, perché voleva con la sua indole continuare a giocare questa partita, però c'è bisogno di prendere fiato per poi dare lo scossone in pista. Assolutamente sì, perché Mura, come dicevamo prima, è un giocatore che ha tantissimi strappi, un giocatore che vive di strappi, vive di giocate in cui chiaramente spende tantissimo, ed è giusto anche dare spazio a ragazzi di qualità come Turturro, che è andato a segno nell'ultima partita contro il Follonica. Clavel, un giocatore di qualità. Occhio! E gol annullato per stecca alta. Stecca alta, sono concordi due arbitri. Era un bel gol di Mezzina, stiamo rivedendo. Sì, Mezzina si era fatto trovare pronto in area di rigore. Sappiamo che quest'anno le regole sulla stecca alta sono molto più ferree e quindi viene punito il gesto tecnico di Mezzina. Dunque risultato fermo sull'1-0. Rigore. No, è punizione dal limite. Punizione dal limite. Ha rischiato tantissimo il Giovinazzo qui con un fallo proprio a ridosso dell'area di rigore. Per fortuna del Giovinazzo sarà solo punizione. Tagliapietra, Costenaro e Dal Santo. Costenaro ci prova, intercetta il portiere. Ancora Turturro, scambia indietro con Cardoso. Cardoso, Clavel in avanti per Turturro. Ancora Cardoso, un filtrante per Clavel. Cercano di velocizzare il gioco per non dare adito ai giocatori del Breganze di ragionare, ma sbagliano i passaggi nella foga di andare in aria, e ne approfitta il Breganze, come in questo istante con Costenaro. Dal Santo. È proprio nelle situazioni come la precedente che si vede l'assenza, la mancanza di Samuel Amato, che è un giocatore che dà molto ordine. Occhio alla ripartenza del Giovinazzo, ancora con Clavel a lottare. Quindi il Giovinazzo ha bisogno di più ordine, di più calma e di più equilibrio nella gestione della palla, per non perdere palloni inutili e per restare nel controllo del match. Ci prova ancora Clavel lotta con Dal Santo, ha la meglio però il 27 del Breganze Tagliapietra. Ancora
Tagliapietra, si fa tutta la pista, indietro per Dal Santo, metà campo Costenaro, Tagliapietra, Costenaro, arriva a ridosso della porta di Ottavio D'Angelico, ma riparte il Giovinazzo con Turturro. L'esperienza di Dal Santo gliela soffia la pallina per far ripartire Tagliapietra. Giovinazzo in avanti con Mura, ancora è uscito il capitano, nel frattempo Luca Mezzina, è rientrato Federico Mura che prova a sorprendere il portiere Giuseppe Tagliapietra. Sì, intanto Dal Santo che lamentava una sbracciata, una manata di Mura, infatti aveva le mani sul volto. Abbiamo visto la grande foga, la grande grinta di Mura che, come hai detto tu Michele prima, non ci stava al cambio, quindi nel momento in cui è rientrato sul parquet ha dato il massimo, ha lottato su ogni pallina, chiaramente la personalità forte e aggressiva di Federico Mura. Se la regia riesce a farci vedere il gol che è stato annullato al Giovinazzo, c'erano molti dubbi su quel gol, da più parti si è gridati al gol. Sarebbe stato un bel doppio vantaggio, però purtroppo gli arbitri non erano dello stesso avviso. Sì, sono parecchi gol annullati così Michele, abbiamo visto anche l'anno scorso nella partita al Paladante contro il Trissino, un bellissimo gol di Clavel annullato proprio per stecca alta, quindi diciamo sono poco flessibili i direttori di gara sulle stecche alte. Dunque l'importante è che il metro arbitrale rimanga sempre lo stesso e non ci siano differenze di valutazione tra un episodio e l'altro. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Gesto di fair play di Mura che va a scusarsi con Dal Santo per la manata precedente. Dal Santo che in questo momento è in panchina per far spazio a Volpe. Ancora il Breganze ci prova, adesso è ancora il Giovinazzo che segna con Cardoso, raddoppio di reti di Cardoso, scusate la foga, però vedere il Giovinazzo in un doppio vantaggio non è roba da tutti i sabato, quindi assolutamente Michele, comprensibile l'euforia dopo il gol di Cardoso, secondo gol di quest'oggi per Xavi Cardoso, il fuoriclasse in maglia bianco-verde che esulta sempre sotto la curva, doppietta personale e settimo gol in campionato per lui. Ci prova ancora Turturro adesso, Turturro allontana il diretto avversario, Turturro para Giuseppe Tagliapietra, Volpe ci ha provato ma Mura riesce a mantenere il possesso della pallina per il Giovinazzo. Mura in avanti per Cardoso, fallo commesso da Costenaro. Sì, Mura ha preso la pallina in testa, chiaramente sappiamo che la pallina non è tra le più leggere e quindi per fortuna Mura ha la testa dura e non si è fatto nulla di grave e dunque torna in campo senza danni. Palla deviata, sarà il Giovinazzo a rimetterla in gioco. Ancora Mura chiede a qualche compagno di squadra di avvicinarsi. Riparte il Breganze con Cairo. Mura, Turturro, Mura
Turturro e ancora Mura per il terzo gol del Giovinazzo. Michele, in questo gol si è vista tutta la grinta, tutta la forza e tutta la rabbia di Federico Mura, arrabbiato per aver perso l'ingaggio a 2, va a recuperare la palla con grande grinta e grande foga, serve prima un assist per Turturro che non riesce a concludere e poi di forza e di rabbia Mura la va a riprendere e va a segnare, a mettere la pallina alle spalle di Tagliapietra e dunque 3-0 Giovinazzo e quinto gol stagionale per Federico Mura. E nel frattempo il signor Chiella ha chiesto time out cercando di poter dare ulteriori stimoli alla propria squadra, una squadra che si è sobbarcata un bel viaggetto. Assolutamente sì Michele, il Giovinazzo lo fa tutte le settimane quando gioca in trasferta, quindi chiaramente è un fattore anche questo, venire a giocare a Giovinazzo non è facile perché sappiamo benissimo che praticamente tutte le squadre di Serie 1 sono al nord e le trasferte sono veramente pesanti e in più questi sono dei ragazzi giovani che sono alla loro prima esperienza in Serie A1 e abbiamo visto che in realtà i gol vengono da delle ingenuità, degli errori individuali, delle disattenzioni che sono chiaramente frutto dell'inesperienza di questi ragazzi che a volte perdono delle palline un po' troppo ingenuamente e hanno lasciato più volte al Giovinazzo la strada spianata per andare a far male a Tagliapietra. Ancora ci ha provato Costenaro per il Bregante, Mura, ancora raddoppio di Cardoso e Tagliapietra respinge Costenaro, in avanti per il numero 13 Antonio Tagliapietra. Sono 3 i fratelli Tagliapietra questa sera nel Bregante, difficile da dire chi dei Tagliapietra sta giocando, così come i fratelli Agostini. Costenaro viene atterrato da Federico Mura, riparte ancora il Bregante ma il Giovinazzo di Alla Sofia di prepotenza, ancora Antonio Tagliapietra. Ci provano a segnare Mura adesso, Costenaro, è bravissimo Ottavio D'Angelico che lascia ancora inviolata la propria porta. Cardoso, Mura, Clavel, ancora Cardoso, fallo dei 5 secondi. Il Giovinazzo è in partita, è concentrato, cerca di dare il massimo. Chiaramente il Breganze ha fame di fare di più perché è anche una necessità evidente quella di fare di più, perché è un'opportunità venire a giocare contro una squadra che ha avuto una partenza molto difficile e chiaramente i giocatori del Breganze sono chiamati a fare qualcosa in più, soprattutto in fase offensiva, perché a parte l'intervento di poco fa Ottavio D'Angelico è stato veramente poco impegnato, quindi vedremo se il Breganze riuscirà a fare qualcosa in più nella metà campo difesa dai giocatori in maglia biancoverde. Cardoso che chiede l'aiuto dei propri compagni di squadra. Turturro adesso in avanti, intercetta Costenaro, ancora Mura, indietro per Xavi Cardoso, intercetta benissimo Antonio Tagliapietra, ma ancora una volta si oppone Ottavio D'Angelico. Clavel, palla alta. Era bella l'idea di Renato Clavel,
per servire l'inserimento di Federico Mura, che ha provato a toccarla per deviare la pallina e metterla alle spalle di Tagliapietra, però era molto forte il passaggio di Clavel, quindi la palla si è impennata e dunque il Breganze ripartirà dalla propria metà campo. Sbagliato il passaggio del Breganze, ne approfitta Xavi Cardoso. Federico Mura, ancora Turturro. Cardoso con una finta cerca di liberarsi del diretto avversario, ovvero quello Antonio Tagliapietra, che sta dando l'anima per poter arrivare a rete. Dal Santo, guardato a vista da Cardoso. Ancora Cairo, Tagliapietra allontana D'Angelico, raddoppio di Turturro. Cardoso con calma, devono cercare gli spazi per potersi inserire. Mura dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Mura si guarda, non trova un compagno libero, ancora 17 secondi per il tiro, sbaglia il passaggio, ne approfitta Cairo. Cairo ancora tutto solo, tallonato da Cardoso, che si avvicina di prepotenza alla porta di Tagliapietra. Indietro per Clavel, Cardoso, Turturro, Mura, Cardoso indietro per Federico Mura. Stanno giocando questa sera i giocatori del Giovinazzo, non sappiamo se per loro bravura o per la poca esperienza del Breganze. Sicuramente, Michele, il Breganze è una squadra che lotterà fino all'ultimo per la salvezza, che credo che sia dichiarato questo obiettivo. Come abbiamo detto prima, è una squadra con poca esperienza, quindi nelle prime partite sono normalissime, fisiologiche le difficoltà. Giovinazzo, che oggi era chiamato a venire fuori, era chiamato a mostrare gli attributi, Michele, e fino a questo momento, quando mancano 6 minuti e 15 alla fine del primo tempo, possiamo dire che il Giovinazzo sta rispondendo e sta rispondendo bene. In effetti è un Giovinazzo che anche nelle altre partite casalinghe comunque abbiamo visto che lottava palla su palla, tant'è che le sconfitte erano sempre di misura. Non dimentichiamoci quella col Forte dei Marmi, che è stata regalata forse agli ultimi minuti. Assolutamente sì, Michele. Chiaramente la voglia a questi giocatori non manca, anche perché sono sostenuti da un tifo che chiaramente si vede poco in altre parti d'Italia. Magari se la regia riuscirà ad inquadrare la curva del Giovinazzo, che quest'anno più che mai è organizzatissima. Vediamo adesso proprio la regia curata da Francesco Marino inquadrare la curva del Giovinazzo. Veramente è testimonianza di passione, di orgoglio e di attaccamento a una squadra, dei colori e soprattutto ad una città che ha fatto la storia di questo sport, e quindi è veramente da fare una menzione d'onore per questi tifosi, che sono il famosissimo, Michele, sesto uomo in campo. In effetti si fanno sentire su tutte le piste dove vanno a giocare, perché giovinazzesi sparsi in Italia ce ne sono, quindi ovunque vadano c'è sempre un giovinazzese che va a seguire le partite del Giovinazzo. Giovinazzo adesso in avanti con Turturro, che sbaglia il passaggio di Federico Mura. Ci prova Cairo indietro per Tagliapietra. Ancora Dal Santo, intercetta il tiro Federico Mura. Riparte il
Breganze, e ancora Ottavio D'Angelico si oppone al tiro di Dal Santo. Clavel, un bel filtrante indietro per Cardoso, in avanti per Mura, ancora Mura. 5 minuti alla fine di questo primo tempo. Emanuele, si sta vedendo un bel Giovinazzo questa sera. Sì, fino a questo momento c'è una netta superiorità in campo. Come dicevo prima, occhio adesso a Mezzina, come dicevo prima Michele, il Breganze deve fare di più in fase offensiva, è stato veramente poco pericoloso fin qui, grazie anche a dei meriti del Giovinazzo che sta difendendo in maniera molto attenta e concentrata, però il Breganze ha bisogno di qualche spunto lì davanti, magari proprio di Agostini. Il tiro da fuori di Volpe che si allaccia con Mezzina e riparte il Giovinazzo con Clavel. Ostacola il tiro di Clavel, Agostini che riparte, la scambia con Cairo. Agostini, ancora Agostini indietro per Dal Santo. Volpe, sempre il Breganze in questa frazione di gioco a manovrare. Sbaglia Agostini e ne approfitta il Giovinazzo con Mezzina. Giovinazzo che almeno fino al mercato invernale dovrà soffrire, poi se ci saranno da fare degli acquisti invernali e sarà la società a rendersene conto pur di salvare questo campionato. Sì Michele, io credo che un intervento anche minimo sul mercato debba essere fatto nel mercato invernale, perché a questa squadra manca sicuramente qualche tassello, ma un acquisto importante sarà il recupero di Samuel Amato, che l'anno scorso ha fatto la differenza e purtroppo in questa prima fase l'abbiamo visto solo a intermittenza, e quindi questo non è il vero Samuel Amato e non è il vero Giovinazzo, che è un po' Amato dipendente Michele, perché Amato dà delle geometrie e dà una grande qualità a questa squadra, nonché una forte leadership, perché è lui il capitano di questa squadra. Magari quest'inverno, anzi nel mercato invernale, qualche giocatore che è scontento nelle proprie squadre dove stanno militando potrebbe dare una mano al Giovinazzo e venire qui affinché ci sia poi una conquista di una salvezza tranquilla, perché questo almeno fino ad ora è l'obiettivo per il Giovinazzo. Sì Michele, chiaramente non chiediamo un colpo alla Cardoso, perché veramente chiederemmo troppo, però chiaramente il Giovinazzo ha bisogno di un giocatore importante d'esperienza magari, che possa rientrare nelle rotazioni e dare una grande mano a questa squadra. Agostini ci prova, riparte Mura, sbaglia il passaggio, ne approfitta Costenaro. E ancora una volta Ottavio D'Angelico si oppone al tiro di Dal Santo. Cardoso tutto solo, Cardoso 3 su di lui, non poteva fare più di tanto. Cairo, Dal Santo, Costenaro, Clavel fa respirare la propria retroguardia. Ancora Cardoso dietro la porta di Tagliapietra. Cardoso, sbagliato il passaggio, tiro alto di Agostini, intercetta Costenaro, ci prova ancora col casco Ottavio D'Angelico, sta facendo vedere la fibra Ottavio D'Angelico questa sera. Scuola FP
Sì, Michele sta dimostrando di meritare quel posto, chiaramente senza nulla togliere a Bruno Ghia, ma oggi D'Angelico sta facendo veramente una grandissima prestazione. Non ci sono stati dei grandissimi pericoli del Breganze, ma quando il Breganze è andato a tirare in porta, D'Angelico ha fatto sentire la sua presenza, la sua robustezza tra i pali, e quindi il Giovinazzo ha saputo tenere la porta blindata quando mancano 1 minuto e 35 alla fine del primo tempo. E andare al riposo con questo risultato è sinonimo di fiducia in questa squadra questa sera. Dal Santo si scontrano Cairo e Costenaro, ne approfitta Federico Mura, che certo dalla sua esperienza ci aspettavamo di più, però purtroppo voglia di segnare e quindi sbaglia poi alla fine. Sì, un giocatore come lui deve fare di più in una situazione del genere, però chiaramente capita a tutti di sbagliare anche davanti al portiere, e sicuramente alla prossima occasione non si farà pregare Federico Mura. Riparte Cardoso tallonato a vista da Pietro Costini. Cardoso che si è girato tutta la pista in poco più di 5 secondi. Mura ancora raddoppio su di lui, è costretto a indietreggiare. Cardoso, 20 secondi. Clavel col guantone, e ora un altro schiaccio ancora di Clavel, ma nulla di fatto. Riesce Mura a mantenere il possesso della sfera, scivola Mura. Probabilmente verrà ammonito Mura, un richiamo verbale per la protesta. L'arbitro fa subito capire chi comanda e giustamente riprende Mura. Finito in questo istante il primo tempo. Giovinazzo che va al riposo sul risultato di 3-0, la sequenza delle reti. Sì, Michele, il risultato sbloccato subito da Cardoso al terzo minuto, poi la doppietta proprio del portoghese Xavi Cardoso al 13° e subito dopo il terzo gol del Giovinazzo segnato proprio da Federico Mura, un Giovinazzo attento, ordinato in questa prima fase contro un Breganze che però Michele ci ha fatto vedere troppo poco finora. E allora riprendiamo fiato e ci risentiamo fra 10 minuti.
Ritornati in diretta dal Palapanzini per questa quinta giornata del massimo campionato di Serie 1 e stiamo vedendo una bella partita tra Giovinazzo e Breganze. Giovinazzo che sta vincendo per 3-0. Sì Michele, stiamo vedendo la superiorità del Giovinazzo che sta vincendo 3-0 con la doppietta del solito Xavi Cardoso. È il terzo gol segnato da Federico Mura, anche se il Giovinazzo ha avuto tante altre occasioni per far male al Breganze, per far male alla porta difesa da Tagliapietra. Il Breganze poco pericoloso, poco impegno per D'Angelico, che comunque ha fatto qualche buona parata, ma il Breganze è chiamato a fare di più se vuole quantomeno rimettere in piedi questa partita in questo secondo tempo, Michele, che dovrà vedere la reazione del Breganze, ma anche il Giovinazzo, che è chiamato ad essere una squadra più matura e più equilibrata e saper gestire queste situazioni di punteggio. Giovinazzo che è rientrato in pista, lo sta facendo in questo istante anche il Breganze. Vedremo come evolverà questo secondo tempo. Le speranze per quanto ci riguarda sono quelle di riuscire finalmente a portare i 3 punti a casa, però vedremo, perché ormai siamo abituati a ben altro qui al Palapanzini, quindi speriamo bene, speriamo che per questi tifosi che sono giunti al Palapanzini ci sia finalmente la prima gioia. Sì Michele, è una vittoria anche se è contro una squadra che lotta per la salvezza, è chiaramente importante perché il Giovinazzo ha bisogno di una vittoria, ha bisogno dei 3 punti sia per smuovere la classifica ma soprattutto come iniezione di fiducia per le partite che verranno. Il Giovinazzo deve essere consapevole di essere una squadra forte, di una squadra che non merita queste posizioni in cui milita attualmente. Chiaramente deve dare un segnale a partire da questa sera, ma cercare anche una certa continuità sia all'interno della partita sia a lungo termine nella stagione. La novità questa sera è proprio il portiere Ottavio D'Angelico, che sta parando di tutto di più, riuscendo in quello che Ghia non era riuscito fino ad ora. Sì Michele, quando è stato acquistato Ghia si vociferava di un D'Angelico che avrebbe ricevuto più fiducia rispetto all'anno scorso, dove c'era un portiere fortissimo come Francisco Veludo, che chiaramente era inamovibile ed era assolutamente insostituibile, e quest'anno c'è l'occasione per Ottavio D'Angelico, affiancato anche da Bruno Ghia. Sono 2 portieri di livello, ma chiaramente la speranza, Michele, da giovinazzesi è che Ottavio D'Angelico possa raggiungere un grande livello e diventare uno dei migliori portieri del nostro campionato. Gli auguriamo il meglio a Ottavio D'Angelico e nel frattempo ritorniamo sulla pista con Cardoso che la lascia al compagno di squadra Clavel. Mura doppia finta, perde l'attimo, sempre come abbiamo detto in telecronaca, per quella foga di voler andare a rete che però non lascia spazi e quindi lo fa sbagliare. Sì, Mura pensa talmente tanto in fretta che a volte si dimentica la pallina. Vorrebbe fare tanto, vorrebbe fare tante giocate che sono chiaramente nelle sue corde, ma quando provi a rischiare la giocata può anche capitare, Michele, di commettere questo tipo di errori. L'importante è non perdere mai la fiducia e restare sempre concentrati sulla partita. L'unica nota negativa, che se vediamo il tabellone, sono i falli di squadra. Giovinazzo ne ha già collezionati 6 fino a questo istante e sappiamo benissimo che al 10° fallo di squadra poi c'è il tiro libero. Che bella giocata di Cardoso, stampo sulla traversa, ancora un grande intervento di Ottavio D'Angelico. Questa è una grande parata, Michele, grande parata di Ottavio D'Angelico a seguito del contropiede del Breganze, venuto proprio dalla traversa clamorosa colpita da Cardoso, che è andato vicinissimo al terzo gol
di stasera, il quarto di squadra per il Giovinazzo. Alta, grande giocata di Xavi Cardoso, che adesso va anche a complimentarsi con D'Angelico. Chiaramente la leadership e l'esperienza di Cardoso aiutano e non poco i ragazzi della cantera a migliorare e a crescere. Si aspetta che venga a pulire la pista dove c'è stato il fallo, dove è caduto Luca Mezzina. Si è arrivato con un po' di ritardo l'intervento dello staff del Giovinazzo. L'importante è che sia arrivato, quindi a breve si ripartirà sul risultato di 3-0 quando mancano 23 minuti e 12 secondi alla fine del match. Sul tabellone vediamo il Giovinazzo in vantaggio di gol, ma anche sopra nel punteggio come falli commessi, 6-4 per i padroni di casa. Ancora Mura costretto a passarla al compagno di squadra. Clavel che sbaglia a sua volta il passaggio, ne approfitta Agostini. Ancora Agostini al centro, la riconquista Mura per il Giovinazzo che la scambia con Xavi Cardoso. Clavel, Mura, ancora Mura con una delle sue giocate, ma Tagliapietra è costretto a mandarla fuori dal rettangolo di gioco. E questa è una delle sue, Michele, è nelle sue corde questo tipo di giocata. Le è mancato l'ultimo controllo, ma veramente stava per venire fuori una delle giocate dell'anno da parte di Federico Mura, che adesso riparte da dietro e scambia con Clavel. Riparte Tagliapietra, ancora dal Santo. Agostini, dal Santo, sempre i giocatori in maglia rossonera in questo frangente a fare la partita, però la loro inesperienza lascia spazio al Giovinazzo che con Mura a doppia finta prova ad andare a rete, nulla di fatto. Dal Santo, Volpe, Dal Santo in avanti, ancora Volpe, indietro per il 5 Agostini, Pietro Agostini, ci prova dalla distanza Dal Santo, riconquista Cardoso, guardato da Giovanni Tagliapietra. Clavel, Mura, ancora Cardoso, scorrono velocemente i secondi, riconquista Dal Santo che però si deve fermare perché non ci sono compagni di squadra. Ancora Agostini, Mura in velocità, Mura gli viene tolta la pallina dall'esperienza di Dal Santo. Agostini sbaglia il passaggio Dal Santo, ancora Cardoso, Xavi Cardoso, il portoghese giunto nel mercato invernale dello scorso anno a Giovinazzo e ha preferito rimanere qui a Giovinazzo nonostante la corte del Bassano. Ancora Cardoso, doppia finta, cercava un tiro in velocità Mura. Dal Santo indietro per Volpe, sbaglia il passaggio. Ancora Clavel, Mura, Clavel, bella giocata
Bella giocata del Giovinazzo. Ancora ci prova Cairo a sorprendere D'Angelico. Ingaggio a 2 per il signor Molli. Il duo arbitrale è un duo di tutto rispetto, Molli e Carmazzi della sezione di Viareggio. Ancora ci prova Volpe a sorprendere Ottavio D'Angelico. Grande giocata di Clavel per Mura, ma nulla di fatto. Cardoso riparte per l'AFP Giovinazzo. Cardoso ancora Tagliapietra. Cardoso fallo di Luca Mezzina ai danni del numero 19. Cairo porta. Sì, Mura in questo momento viene sostituito per lasciare spazio a Luigi Turturro. Mura gli manca forse oggi un po' la lucidità sotto porta. Peccato veramente per l'azione precedente, perché l'assist di Claver era stato veramente qualcosa di straordinario, illuminante, quasi giocata a memoria. Intanto l'ennesima parata di Ottavio D'Angelico. Si arrabbia in panchina mister De Palma perché lasciano degli svarioni ai giocatori del Breganze. La retroguardia dell'FP Giovinazzo. Sono cose che con le grandi formazioni ti puniscono. Poi fortuna vuole che questa sera ci sia il Breganze qui al Palapanzini, che è una squadra formata da ragazzi, però se guardiamo i ragazzi corrono più dei giovinazzesi. Assolutamente Michele, non si può dire che al Breganze manchi la voglia e la grinta, ma chiaramente il Breganze fatica nelle scelte, nella costruzione del gioco. Abbiamo visto un po' di passaggi nel vuoto nelle precedenti occasioni. E adesso un'altra palla persa che manda il Giovinazzo in 2 contro 1. Intervento di Dal Santo che prova a ripartire ancora Clavel. Gol! Grandissimo gol di Clavel per il 4-0 del Giovinazzo. Vediamo la ripartenza. Grande gol di Renato Clavel. Sì Michele, un grandissimo gol di Renato Clavel, quinto gol stagionale per lui, una grande giocata individuale, ancora una volta su una palla persa in uscita dal Breganze. Il Giovinazzo molto attivo, molto aggressivo nella metà campo offensiva, il Breganze che ancora una volta paga gli errori individuali e dunque il Giovinazzo sale sul 4-0. Poco poteva il portiere Tagliapietra sul tiro di Clavel. Ancora Giovinazzo nella manovra con Turturro. Ancora ci provano. È rigore questa volta per il Breganze. Se l'è conquistato il Cairo. numero 19 Cairo. Sì Michele, è stata un'azione un po' sporca del Breganze. C'è stato prima Claver che è scivolato, poi Turturro che adesso si è rialzato ma era fermo a terra proprio qui davanti alla nostra postazione dopo essere andato a sbattere contro la staccionata. Nulla di grave per lui, che comunque si tocca la gamba. Dovrebbe essere solo una botta per Turturro e andrà proprio con la maglia numero 19 Cairo a sfidare D'Angelico dal tiro di rigore per sbloccare
le marcature del Breganze in quello che non sarebbe solo un gol della bandiera, perché Michele mancano ancora 16 minuti e 43, quindi bisogna stare attenti. Cairo che si è procurato il rigore e che ora si incaricherà proprio lui del tiro. Vedremo chi avrà la meglio, se anche questa volta Ottavio D'Angelico riuscirà a fare un miracolo. E ancora grande Ottavio D'Angelico, gol però, gol di Cairo per il 4-1. Grande merito a questo ragazzo che ci ha creduto a portarsi in rete. Sì Michele, da evidenziare la grande parata sul rigore di D'Angelico, che mette un po' la ciliegina sulla torta a una prestazione più che convincente quest'oggi. Poi il Breganze ci ha creduto con grinta e voglia, è proprio con Cairo che aveva sbagliato poco prima sul rigore, va a segnare il gol del 4-1 e adesso continua ad attaccare il Breganze. Il Giovinazzo deve riordinarsi, non deve peccare di nervosismo, perché il Breganze prova a tutti i costi a tornare in partita e ha le carte in regola per farlo. E proprio in questo momento intelligentemente mister De Palma chiama un time out per dire qualcosa ai suoi. Il gol del Breganze ha fatto innervosire la formazione di casa, si stanno scomponendo in questo momento. È giusto che mister De Palma li abbia chiamati al controllo e vedremo insomma quella che sarà la reazione ora che si ripartirà proprio col possesso di palla del Giovinazzo. Sì Michele, è un time out chiamato in un momento giusto, anche per spezzare un attimo il ritmo che il Breganze stava prendendo a seguito del gol e chiaramente per dirne 4 ai giocatori in campo che non devono assolutamente abbassare la concentrazione e non devono disunirsi, devono restare squadra, devono restare blocco squadra. È proprio Cardoso adesso richiama Federico Mura probabilmente per invitarlo alla calma, da grande leader qual è. Richiama anche Turturro, è un po' l'allenatore in campo Michele Cardoso. E infatti Turturro scambia con Xavi Cardoso. Clavel la lascia Mura, ancora Cardoso. Mura, Cardoso, ancora Clavel, chiama a sé Turturro che riceve, raddoppio di marcatura su di lui, riesce di prepotenza a mantenere il possesso, ma appunto di prepotenza commettendo fallo. Settimo fallo di squadra, anzi ottavo in questo istante. Dal Santo in avanti al compagno di squadra Tagliapietra. Ancora Cairo Porta, l'autore della rete, ne viene fuori però Cardoso. Mura, Clavel non si accorge del passaggio Luca Mezzina, ne approfitta Cairo Porta, commette fallo Cairo Porta. Mezzina fallo questa volta di Costenaro. Si sono accesi un po' gli animi in pista, Emanuele. Sì Michele, Mezzina si è un attimo addormentato nella situazione precedente. Bisogna restare sul pezzo, bisogna restare nella partita, perché a questi livelli gli errori anche minimi si pagano e diciamo che il Giovinazzo ha già perso 2 o 3 palle sanguinose dopo il gol subito. Bisogna restare assolutamente concentrati. Vediamo ancora una volta i Breganze con grande voglia di ripartire, anche perché conta pure la differenza reti alla fine della classifica, quindi meno gol si prendono
meglio è in classifica. Mura la scambia con Cardoso al centro dove Clavel aggancia ma non mette in rete. Gol di Renato Clavel per il 5-1. Sì, del gol di Renato Clavel che ha sorpreso tutta la retroguardia del Breganze. Prima del gol c'era stata una parata straordinaria di Tagliapietra sulla schiacciata di Clavel, che poi ancora una volta ci ha creduto ed è andato a segnare. Vediamo la gestualità dei giocatori. Un po', Michele, Mura è sempre un po' fuori dal gruppo squadra, se posso permettermi. Tutti festeggiano insieme, ma lui è sempre un po' troppo polemico nei confronti dei suoi compagni. È un giocatore di grande livello e non deve permettere che questo carattere vada a influenzare le proprie prestazioni, le prestazioni della squadra. Deve restare calmo, deve restare sul pezzo, perché è un grande talento, un grandissimo giocatore, e è brutto che a volte si macchi di questo tipo di atteggiamenti. Ancora Renato Clavel, atterrato Renato Clavel al limite dell'aria, subito un colpo all'anca. Cardoso sulla pallina, tifo assordante da parte della curva dell'FP Giovinazzo. Mura, Costenaro riesce a venirne fuori. Cairo, riparte Mura, la lascia Clavel, ancora Mura. Brutto atterramento, Mura atterra Costenaro proprio sotto la nostra postazione. Sì, Michele, approfitto di questa pausa per ricordare i risultati degli altri campi. Partita iniziata alle 20:45, Grosseto in vantaggio in casa per 3-2 sul Lodi, mentre Viareggio Follonica è iniziata alle 21, Viareggio in vantaggio per 1-0. E questa è una sorpresa, quella del Grosseto, che sta vincendo contro la più quotata Lodi. Ancora Giovinazzo, occhio al tabellone, 9 falli per il Giovinazzo. Al prossimo si andrà al tiro libero. Dal Santo, ancora Cairo, Costenaro, Cairo, ci provano i giocatori del Breganze, tira Cairo, palla alta, rimane il possesso del Giovinazzo. D'Angelico ha preso una grande botta, adesso sta recuperando dal colpo subito. Abbiamo visto un'altra grande parata di D'Angelico poco fa, grande prestazione per lui finora. Adesso ha provato anche a richiamare l'attenzione dell'arbitro, forse vuole fermarsi. Ancora Tagliapietra, prova a sfidare Ottavio D'Angelico. Questa sera anche la retroguardia del Giovinazzo sta facendo gli straordinari. Ancora Dal Santo, Mura, scusate, Cardoso, fallo su Cardoso di Dal Santo. Sì, adesso D'Angelico può tornare in panchina per pulire la visiera, l'aveva chiesto poco fa
all'arbitro e quindi alla prima pausa utile D'Angelico va a pulire il casco, aiutato dal suo compagno di reparto Bruno Ghia. Mentre salgono a 7 i falli del Breganze contro i 9 del Giovinazzo, che deve assolutamente stare attento a non commettere un altro fallo nei prossimi minuti. Anzi, corretto il tabellone in questo momento, sono 8 i falli del Breganze, con questo commesso da Dal Santo, una manata sul volto di Xavi Cardoso. Si riprenderà col Giovinazzo in possesso della sfera. Giovinazzo sulla pallina con Luca Mezzina, ancora Cardoso indietro per Federico Mura, 10 secondi a disposizione. Time out avevano suonato la sirena del time out. Decimo fallo del Giovinazzo. Andrà Agostini nel duello con Ottavio D'Angelico per provare ad andare sul 5-2. Speriamo si ripeta Ottavio D'Angelico. Tutto pronto. E ancora Ottavio D'Angelico, grandissima prestazione di Ottavio questa sera. Ma come l'ha presa Michele? L'ha presa di spalle e poi è stato subito pronto sul primo palo, sulla ribattuta con il guantone. Eccellente prestazione di Ottavio D'Angelico stasera, che si merita tutti gli applausi del suo pubblico e della sua città, Michele. Nel frattempo nono fallo per il Breganze. Occhio, ancora Mura e sempre Tagliapietra ad allontanare Dal Santo. Ci prova con un tiro da distanza e ancora una volta Ottavio D'Angelico. Sta facendo gli straordinari questo ragazzo, questa sera non c'è altro che da fargli un applauso. Veramente Michele, grandissima la prestazione di D'Angelico questa sera e merita chiaramente un posto da titolare nel Giovinazzo, senza nulla togliere a Bruno Ghia, ma per quanto abbiamo visto finora D'Angelico lo sta meritando di più. Dal Santo dietro a Tagliapietra, la lascia ad Agostini, prova un tiro da distanza Agostini, ci prova ancora Costenaro. Giovinazzo con Federico Mura e anche Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra il portiere a ribattere. In pista c'è Giovanni Tagliapietra, 11° fallo del Giovinazzo, è ammonito Luca Mezzina. Sì, un fallo un po' ingenuo qui di Mezzina, poi per la protesta prende anche il cartellino giallo, fallo evitabile. Dunque salgono a 11 i falli del Giovinazzo, il Breganze che avrà questa possibilità di possesso offensivo. Ci provano i giocatori del Breganze. Mura, un tiro da distanza fino ad arrivare a Xavi Cardoso, ma Agostini, tiro alto, Mura
Ancora Federico Mura in avanti, Mezzina non aggancia, Clavel riconquista ancora Mezzina, si lotta lì a ridosso dell'area del Breganze. Grande lavoro di Clavel qui, infatti gli applausi Mura del Palapazzi. sbaglia il filtrante, Mura brutto fallo di Costenaro che viene espulso, 10° fallo. Sì, il Breganze va a complicarsi ancora di più la vita con questo fallo di Costenaro, che potremmo definire un fallo di frustrazione, di reazione. Ancora una volta D'Angelico si è fatto trovare pronto, poi Cardoso ha recuperato con grande grinta e aggressività e c'è stato l'aggancio da dietro di Costenaro che gli costa il cartellino blu. Dunque il Breganze dovrà stare 2 minuti in inferiorità numerica. Ricordiamo, Michele, la nuova regola: non ci sarà la punizione di prima per il Giovinazzo, ma ci saranno 2 minuti effettivi di power play anche se il Giovinazzo troverà il gol. Ma Giovinazzo che andrà dal dischetto del tiro libero perché è il 10° fallo. Sì, chiaramente andrà comunque a tirare per somma di falli, ma non per il cartellino blu. Non ha segnato il 10° fallo Emanuele. Si ripartirà dall'angolino basso. C'è stata solo l'espulsione di Costenaro, quindi power play per il Giovinazzo. Sì, probabilmente in questo tipo di situazioni il fallo non viene segnato a referto, dunque fermi a 9 falli il Breganze, con il Giovinazzo che avrà 2 minuti di power play per andare a chiudere la partita. Cardoso in possesso della pallina, Mura, Cardoso ci prova e ancora grande giocata di Mezzina, si oppone Tagliapietra, ancora Mura, ancora una volta ingaggio a 2. C'è da dare i meriti a Tagliapietra perché ha fatto 2 interventi straordinari, soprattutto quello su Clavel è stato veramente incredibile. Ha avuto il riflesso di un gatto Tagliapietra e dunque il risultato fermo sul 5-1 con ancora parecchio tempo da giocare per il Giovinazzo in 5 contro 4 a 8 minuti e 54 dal termine del match. Nel frattempo è stato ammonito Federico Mura, ancora Cardoso, prova un tiro dalla distanza, Tagliapietra ci prova a sorprendere il portiere Ottavio D'Angelico Agostini. Adesso è la volta di Giovanni Tagliapietra. Dal Santo cercano di mantenere il possesso della pallina. Terminati i secondi a disposizione, la palla viene riconsegnata al Giovinazzo. Sì, comunque una buona gestione della palla del Breganze, che ha approfittato dell'errore tecnico di Cardoso in impostazione per tenere la palla per ben 30 secondi, che non fanno mai male in queste condizioni di inferiorità numerica. E ancora una volta il Giovinazzo costretto a perdere dei secondi a partire da dietro con Xavi Cardoso. Ancora Luca Mezzina. Mezzina manca poco comunque alla fine del power play. Mezzina, Mura, ci provano il Giovinazzo a sorprendere la retroguardia del commette fallo adesso Luca Mezzina. È un fallo da ultimo uomo che dunque costa il tiro libero al Giovinazzo. Veramente un contatto molto lieve quello di Mezzina e dunque
il Breganze andrà ancora una volta a duello con D'Angelico. Questa volta la responsabilità se la prende il capitano, se la prende il giocatore con più esperienza e se la prende proprio Dal Santo. Ancora 7 minuti e 40. Dal Santo contro D'Angelico e ancora una volta grandissimo Ottavio D'Angelico per ben 3 volte. 3 giocatori diversi del Breganze si sono portati a rete e per 3 volte ha tolto loro il sogno di andare proprio a rete, scusate il gioco di parole. Veramente in stato di grazia Ottavio D'Angelico. Da sottolineare anche sulla ribattuta il salvataggio miracoloso di Cardoso con la stecca e con la stessa stecca con la quale ha salvato il gol, ha anche dato un buffetto in testa ad Angelico come segno di stima e di gratitudine per questa grande partita di questo ragazzo che sta veramente meritando tutto il calore che i tifosi della sua città gli stanno dando. Nel frattempo time out chiesto dal Breganze, che è ritornata in parità numerica, scontati 2 minuti. Sì, gestito abbastanza male dal Giovinazzo questo power play. Hanno mandato anche il Breganze a tirare davanti ad Angelico, dunque non è stato, a parte l'intervento di Tagliapietra su Clavel, non è stato pericolosissimo il Giovinazzo, anzi ha anche subito in superiorità numerica. Andava gestito meglio questo power play, però l'interessante è che il risultato sia rimasto sul 5-1 a 7-18 dal termine. Ora il Breganze proverà il tutto per tutto, quantomeno per accorciare le distanze in una partita che sembra ormai compromessa. Mancano 7 minuti alla fine di questo incontro. Sulla pallina abbiamo Volpe, ancora il numero 5 Agostini, Dal Santo, tiro di Dal Santo smorzato da Clavel, tiro ancora Cairo in velocità. Ancora Cairo riesce a mantenere il possesso della pallina, ci prova Agostini. Volpe riesce a sbrogliare la matassa Federico Mura. E gli applausi di Mister De Palma ad incoraggiare Federico Mura, che ha avuto una partita sfortunata in fase di realizzazione, ma comunque si è speso tantissimo per la squadra, per i suoi compagni, soprattutto in fase difensiva. La rabbia del mancato gol, dei mancati gol, perché poi il gol è arrivato da parte di Mura ma ha avuto tante altre occasioni e questa rabbia è stata trasformata in foga agonistica e dunque Mura è stato importantissimo nel recuperare moltissime palle quest'oggi e dunque vanno fatti gli applausi a Federico Mura proprio dal suo mister, che più volte lo invita alla calma durante la partita, ma che sa anche quando è il momento giusto di incoraggiarlo. Volpe in questo istante prova un diagonale, riesce a mantenere il possesso della sfera. Cairo porta, Dal Santo indietro per Agostini si avvicina all'area del Giovinazzo, tiro fiacco. Mura, ancora Federico Mura, 2 su di lui. Federico Mura cercava di sorprendere il portiere ma ha dovuto desistere da quella che era la sua intenzione. Ancora Federico Mura,
Grande Giovinazzo che si sta affacciando e non aggancia Mezzina. E ancora una respinta di Ottavio D'Angelico. Mura, Cardoso, Clavel, Mura indietro a Xavi Cardoso. Cardoso, bello scambio con Clavel, Cardoso e gol di Luca Mezzina per il 6-1. Luca Mezzina, quando mancano 4 minuti alla fine dell'incontro, porta a 6 le reti per il Giovinazzo. Time out chiesto dal Giovinazzo nel frattempo. Sì, Michele, gioca sul velluto il Giovinazzo in questa fase del secondo tempo. Meritato anche il gol per Luca Mezzina, che aveva avuto tante chance, non era riuscito a far gol. E Cardoso adesso aizza il pubblico, aizza la curva, vuole più rumore, vuole più spinta di una curva che ha già spinto abbastanza, Michele. Era una partita da vincere e la stanno portando a compimento. Sì, non solo Giovinazzo deve portarsi a casa non solo il risultato, ma anche la prestazione, soprattutto la prestazione in questa fase del secondo tempo, dove abbiamo visto una squadra sicura nel possesso di palla, nello scambiare tra i vari giocatori il possesso della pallina. E proprio il gol di Mezzina è nato da una trama di passaggi fitta e di qualità, dopo l'occasione di Cardoso, che poi è finito per terra in area di rigore, la ribattuta violenta di Luca Mezzina, che ha concluso alle spalle di Tagliapietre. Dunque ha portato il risultato sul 6-1 quando mancano solo 4 minuti e 11 secondi alla fine di questo match. La prova del 9 sarà sabato prossimo a Sarzana. Vedremo se il Giovinazzo riuscirà a viaggiare ancora su questo binario, se mister De Palma darà ancora fiducia a Ottavio D'Angelico o ritornerà Ghia in porta. Sono tutti interrogativi che risolveremo sabato prossimo, ma nel frattempo gustiamoci questa vittoria, la prima al Palapanzini. Bisognava arrivare alla quinta giornata, adesso è ancora gol di Luca Mezzina, bel passaggio di Federico Mura per il 7-1. È bellissima questa immagine, Michele. Dicevamo prima che Mura a volte è un po' fuori dalla squadra, adesso è la squadra ad andare da Mura dopo una giocata straordinaria che solo lui ha nelle corde in questo quintetto. E poi la generosità, l'altruismo per andare a servire Mezzina, che fa doppietta, ma il calore e il tifo e il rumore di Giovinazzo è tutto per Federico Mura. Nel frattempo entra anche Di Lillo nel Giovinazzo. Dunque gol del 7-1 segnato da Luca Mezzina, a seguito di una giocata commovente di Federico Mura, che è stato abbracciato proprio dal suo leader Xavi Cardoso. Vediamo adesso Di Lillo nella prima palla giocata. Di Lillo, dove c'era Cardoso che non aggancia. Ancora Dal Santo ci prova, palla alta, deviata, quindi sarà il Breganze a rimetterla in gioco. Siamo all'angolino alto alla destra di Ottavio D'Angelico. Adesso bellissima questa inquadratura, il leader Cardoso sotto gli ultras, sotto la curva del Giovinazzo. C'è un bellissimo rapporto tra Cardoso e questi tifosi. Cardoso più volte aizza gli ultras che lo sostengono al 100% durante tutto il match. Ancora Dal Santo è costretto a indietreggiare a Tagliapietra, ci prova, smorza il tiro Clavel. Mura
Mura, ancora lui, palla alta, ancora Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra in possesso della pallina, la scambia col compagno di squadra, ne viene fuori però Xavi Cardoso, Cardoso di prepotenza, Mura nella ribattuta. Stanno facendo divertire i tifosi. L'arbitro lì a due passi non ha segnato il fallo su Federico Mura e adesso a commettere fallo è Di Lillo. Comunque, nonostante il fallo non sia stato fischiato, ancora una grande giocata di Federico Mura, che quando trova la fiducia, quando trova il sostegno dei propri compagni, inizia a giocare veramente sul velluto e al massimo delle proprie potenzialità. Dal Santo, un tiro dalla distanza, allontana D'Angelico, Antonio Tagliapietra prova un tiro e la volta di Agostini che la riconsegna però al Giovinazzo. Di Lillo in avanti per Federico Mura, l'intenzione era buona, il fine no. 12° fallo adesso del Giovinazzo. C'erano state delle scintille tra Cardoso e Dal Santo. Chiaramente chi più di loro ci tiene a questa partita, i due leader delle due rispettive squadre. Oggi Cardoso e il Giovinazzo hanno avuto la meglio, una vittoria schiacciante che dimostra che il Giovinazzo non deve lottare per la salvezza, Michele, deve ambire a qualcosa in più. E ancora grandissima parata di Ottavio D'Angelico, sta parando l'impossibile questa sera questo ragazzo. Adesso gli Ultras provano a coinvolgere il resto del palazzetto. Ecco l'affetto dei tifosi che c'è in questi momenti, nei momenti di gioia, nei momenti di vittoria, ma non solo, c'è anche nei momenti di difficoltà, e il Giovinazzo è ancora in un momento di difficoltà con soli 3 punti in 5 partite, ma l'affetto dei tifosi non mancherà mai e questo i ragazzi lo sanno e sanno benissimo che scendere in campo non è solo un gesto che loro fanno per la squadra, ma lo fanno per un intero popolo, un'intera città che ogni 15 giorni si riunisce qui al Palapanzini e tifa per i propri colori. Palla alta, 40 secondi e poi sarà fischio finale. Ancora Di Lillo, la scambia con Cardoso, sbaglia il passaggio, ne approfitta Giovanni Tagliapietra. È grande intervento ancora di D'Angelico, anche con la stecca, attentissimo, occhio a Mura davanti a Tagliapietra e gli manca ancora una volta l'ultimo spunto. Ci prova ancora Di Lillo, scambia con Clavel, 10 secondi. Mura, ormai hanno tirato il remo in barca e si è giunti al termine di questa quinta giornata per il Giovinazzo col risultato di 7-1 sul sfortunato Breganze, il Breganze che ci ha provato in tutti i modi, ma l'esperienza della FP Giovinazzo ha fatto la sua parte. È un Giovinazzo che vince e convince, è un Giovinazzo che è squadra in tutti i suoi membri e abbiamo visto al termine della partita l'abbraccio sia di Xavi Cardoso, Ottavio D'Angelico, ma anche del suo compagno di reparto Bruno Ghia, che stasera non ha trovato spazio, ma è un portiere di livello che ha commesso degli errori nelle scorse partite, ma che deve semplicemente ambientarsi in questo nuovo contesto e chiaramente abbiamo fiducia nel fatto che il Giovinazzo possa avere 2 portieri di livello ed entrambi possano godere della fiducia di mister De Palma,
che li sta schierando in maniera abbastanza equilibrata fin qui. Il saluto tra le due squadre, il saluto del Palapanzini dalla prima vittoria stagionale del Giovinazzo. Giovinazzo che finalmente può festeggiare, ma che da lunedì deve ritornare ad allenarsi per la trasferta di Sarzana, come dicevamo, dopodiché si penserà alla Coppa. La trasferta in terra francese sarà quanto dura, quanto ostica, però la squadra della Vendée è, diciamo, siamo come il Trissino in Italia, ecco, siamo a quella portata, perché è una squadra che in Francia vince un po' di tutto, la fa da padrona, non ha sempre vinto i campionati come il Trissino nell'ultimo periodo, però è sempre lì nei piani alti della classifica, quindi vedremo un bell'hockey anche qui al Palapanzini quando verrà la squadra francese. Il presidente aveva promesso la Coppa è stata mantenuta anche se per una giornata, però almeno vedremo un altro hockey. Assolutamente Michele, mai dire mai comunque, perché questo sport ci ha dimostrato che esistono anche le sorprese. È un Giovinazzo con carattere e deve dimostrarlo nelle prossime partite, che saranno dei banchi di prova importantissimi, a partire dal Sarzana, che è una squadra attrezzata. Poi andare a giocare lì non è mai facile con una pista molto piccola, quindi è un banco di prova fondamentale, importantissimo, di un Giovinazzo che deve iniziare a misurarsi con le squadre del nostro campionato e capire dove effettivamente si potrà arrivare. Il Breganze invece ha due partite difficili per quel che la riguarda. Sabato prossimo in casa col Viareggio, dopodiché andrà a Monza, Monza che dicevamo adesso c'è il nostro Paolo Colamaria, e stanno facendo vedere che vogliono ostacolare il Trissino, vogliono dettare anche loro le loro regole per poter dare gioia ai propri beniamini. Comunque, che dirvi, dal Palapanzini è tutto, ci rivediamo per la giornata di Coppa il 29 novembre e poi quella di campionato la vedremo il 3 dicembre, quindi dal Palapanzini ne avremo insomma di tempo per ritornarci. Da Michele De Fronzo ed Emanuele Rossiello è tutto, un grazie alla regia di Francesco Marino e alla prossima.